Se li hai trovati in camera perché lei stava già dormendo, se ne sono trovati 4 in camera. Prendete tutto, ma vi prego, non fatemi del male, sono malata di cuore. Le parole di Laura Toniolo, 81 anni, sono uscite dalla bocca con la forza della disperazione. Attimi di terrore interminabili in faccia alla luce delle torce e delle sagome minacciose armate di coltello, materializzatesi improvvisamente in camera da letto. Ultima vittima della paura che torna a calare nella zona orientale del Veneziano, il Basso Piave non smette di tremare. Obiettivo dei banditi questa volta una villetta di via Grassaga, Santa Teresina, frazione di Noventa di Piave. I malviventi sanno bene che a viverci è un'anziana, da sola. Entra in azione, poco dopo le 22 Laura sta dormendo. Sfondano senza troppi problemi uno degli infissi al piano terra dell'abitazione e si fanno largo al buio con le torce. In pochi minuti sono in camera, svegliano la donna terrorizzata e la minacciano con i coltelli. Dacci tutti i soldi o finisce male. Sono in 4, sciarpe sul volto e berretti in testa. La vittima non può far altro che obbedire, costretta sotto la minaccia della lama a indicare in tutta la casa dove trovare il bottino. I banditi si devono accontentare di poco più di 1 migliaio di euro, alcuni molini d'oro e 400 euro in contanti che servivano a Laura per pagare alcune bollette. Poi, finita la razzia, i 4 la chiudono a chiave in camera minacciandola un'ultima volta e se ne vanno sparendo nella notte. L'81enne, pur sotto shock, reagisce, aspetta la fuga dei banditi, poi dal terrazzino della camera comincia a urlare la sua disperazione. Noi siamo rientrati sulle 10:15 e lei era sulla finestra, pensavamo stesse chiudendo la finestra, invece ci ha richiamato dicendoci che era stata chiusa dentro in camera e che potevamo andare a aprire, insomma, darle aiuto perché l'avevano chiusa in camera e le avevano tolto il telefono, l'avevano messa là. Il vicino chiama i figli della donna e i carabinieri di Sandona di Piave che si tacciano la zona a caccia dei malviventi. Non una banda di professionisti secondo gli investigatori, ma certo devono aver studiato il colpo per poter agire indisturbati. Giovani, da quello che ha detto e da come parlava la signora, da quello che ha potuto capire erano italiani con accento veneto, ha detto lei dopo. L'81enne sconvolta ha passato la giornata dal figlio, terrorizzata l'idea di tornare in quella casa da sola. Sarà difficile dimenticare quelle voci, quelle lame e le luci delle torce che hanno trasformato una notte come tante in un incubo a occhi aperti.